Pedemontana, elezioni, manovra economica di settembre. Da Mogliano Veneto il presidente degli industriali italiani Vincenzo Boccia ha parlato dell'importanza strategica delle infrastrutture. Giovani e criminalità con l'allarme baby gang. L'ex procuratore Nordio parla dell'importanza da parte delle famiglie di educare ma anche dell'informazione, come nel caso della pedopornografia. TBC nella scuola elementare di Motta, altri 3 bambini sono risultati affetti dalla malattia. Si tratta del focolaio più importante dell'ultimo decennio nel nostro paese, dice il medico dell'Ulster 2. Grave incidente questa mattina a Padova all'altezza dei Giardini dell'Arena. Un pedone è stato travolto dall'autobus, l'uomo lotta in ospedale tra la vita e la morte. Lunedì 3 giugno comuni e associazioni manifesteranno davanti al Ministero del Mezzogiorno. La contestazione dopo la decisione del ministro Lezzi di non voler istituire a Venezia e Rovigo le zone economiche speciali. Veneto in festa per la prima delle 2 tappe del Giro d'Italia nella nostra regione. Oggi arrivo a Santa Maria di Sala, domani partenza da Treviso. Punto di riferimento per tutto il Veneto, la neonatologia di Padova ha aperto oggi un nuovo reparto con 20 nuove culle per i bimbi nati prematuri. Edizione del Veneto dei telegiornali di Atela 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque le parole oggi nel trevigiano Mogliano Veneto del numero 1 degli industriali italiani, Boccia, che ha parlato di Pedemontana, delle elezioni di domenica ma anche della manovra economica di settembre. Boccia che ha poi parlato dell'importanza strategica delle infrastrutture e si è augurato che il governo faccia chiarezza al suo interno. Le infrastrutture sono un fattore di competitività del Paese, sarebbe arrivato il momento in cui sbloccare i cantieri davvero è una grande sfida di tutti, a partire dal governo. A Mogliano Veneto per la presentazione di un progetto condiviso tra Fondazione Il Campiello e Fondazione San Patrignano, presieduta da Letizia Moratti, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia accoglie con favore la notizia dell'inaugurazione lunedì mattina del primo tratto della Pedemontana Veneta. Importantissimo, le infrastrutture sono una questione nazionale, non locale. Collegano territori a centro e quindi sono la precondizione di una società inclusiva, ma collegano il Paese al mondo. Il nostro Paese ha bisogno di infrastrutture, siamo la seconda manifattura d'Europa, sia per attivare cantieri e quindi costruire operazioni cosiddette anticicliche dell'economia e contribuire alla crescita, e sia appunto per quel concetto di infrastrutture che ho citato prima. Questa è senz'altro una notizia positiva e dopo tanti anni dove si aspettava che finalmente questo avvenisse, adesso siamo arrivati al famoso taglio del naso, per cui un bel segnale. Speriamo che sia anche un inizio di cambio di passo per avere non solo infrastrutture ma anche tutte le altre cose che chiediamo con più velocità, perché stiamo perdendo competitività e ricordiamoci che quando si rimane indietro poi non si riesce più facilmente a riprendere. Industriali che guardano con attenzione all'evolversi della situazione politica nazionale dopo il voto, un governo, dice Boccia, che deve chiarirsi al suo interno e ritagliare per l'Italia un posto adeguato in Commissione europea. E poi abbiamo il nodo manovra finanziaria che non è affatto marginale, su cui a nostro avviso ci sono 2 grandi pregiudiziali da affrontare. Uno è il nodo risorse e l'altro è gli effetti sull'economia reale dei provvedimenti che andiamo a definire. O aumentiamo il debito, che è una cosa che non possiamo permetterci, o verrà in qualche modo posta, perché è un calcolo algoritmico, verrà posta una tassa implicita a tutti. Sempre che in autunno non si torni alle urne per le politiche. Se di fatto il governo riesce ad andare avanti e a fare ciò che serve, direi che è cosa auspicabile, ma se questo fosse di fatto impossibile è chiaro che è meglio andare al voto piuttosto che un immobilismo che non possiamo oggi permetterci assolutamente. Per cui insomma io spero ci sia maturità da parte di tutti. E adesso la cronaca, a partire dall'allarme baby gang, in generale dalla criminalità compiuta dai giovani, con l'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio che commenta le misure cautelari disposte nei confronti di 7 componenti, di cui 4 minorenni delle baby gang che hanno preoccupato negli ultimi mesi il veneziano. Anch'io credo che i limiti dei 14 e dei 18 anni debbano essere modificati, perché oggi i ragazzi non solo crescono prima ma soprattutto dimostrano anche in età precoce alcune tendenze negative.
però non è con la minaccia della sanzione penale che risolvi e forse nemmeno riduci questo problema. È ovviamente un problema essenzialmente educativo ed è la ragione per cui quando spesso noi veniamo chiamati a tenere lezioni sulla legalità alle scuole, io dico all'inizio che preferirei fare una lezione ai genitori, perché è dalla famiglia ed è attraverso l'esempio che nascono i buoni cittadini. L'ex magistrato e procuratore di Venezia commenta le decisioni prese dall'autorità minorile con l'arresto da parte della polizia di 7 componenti delle baby gang, 3 maggiorenni e 4 minorenni, che hanno seminato il panico negli ultimi mesi tra Mestre e Venezia. Le pene dovrebbero cambiare, sì, ma non basta. E sull'emergenza della criminalità minorile aggiunge: vi è anche tanta disinformazione su alcuni tipi di reati. Pensiamo per esempio, a parte quelli delle baby gang, che molti ragazzi, anche sotto i 18 anni, hanno delle, diciamo così, vicende giudiziarie penali perché sono estremamente imprudenti sull'uso dei telefonini e della sessualità. Non sanno per esempio che un rapporto sessuale a 17 anni è lecito se si è consenzienti, ma non si può documentare sul telefonino, non si può riprendere, perché altrimenti si commette il grave reato di produzione di materiale pedopornografico. Quando vai a insegnarglielo ai ragazzi a scuola, tutti c'è un continuo trasecolare e impallidire perché non ne sanno nulla. Ecco, l'informazione e l'educazione. E a proposito di baby gang, soddisfatto dell'operazione della squadra mobile, il sindaco di Venezia Brugnaro, che commenta un'azione forte, va bene, ma questi ragazzi devono avere esempi migliori dagli adulti, tutti. L'appello è a tutti gli adulti, non solo ai genitori di quei bambini, a tutti gli adulti. Che esempio stiamo dando? Riusciamo a contenerci quando c'è da fare, magari abbiamo delle nostre reciproche magari divergenze, riusciamo a ragionare con calma e pacatezza dei temi della città, o bisogna sempre buttarle in rissa, sempre in manifestazione, sempre in firme di cose che non vanno bene? Questo è il frutto. I bambini guardano e fanno anche loro, imitano i film, imitano internet. Queste cose qua non si può soltanto capirle e comprendere, ma bisogna anche punirle. Io ho chiesto fortemente alla questura, alla procura, soprattutto alla magistratura, di intervenire. Sono intervenuti e voglio ringraziarli, ma non basta. Questo fenomeno oggi l'abbiamo in qualche modo arginato, perché la fretta non era colpire o punire ma perché non facessero proselitismo, perché nei siti internet questi con la pistola si facevano vedere sopra una pattuglia della macchina della polizia in auto sul tetto, cioè in fotografia poi su internet, i ragazzini vedono e diventa l'eroe negativo quasi buono, quasi coraggioso, e no, te finisci in guerra. E adesso le ultime novità sul focolaio di TBC nella scuola di Motta di Livenza nel Trevigiano, perché la malattia è stata diagnosticata in altri 3 bambini. Focolaio di TBC nella scuola elementare di Motta di Livenza, altri 3 bambini sono risultati affetti dalla malattia. Sì, si tratta del risultato degli approfondimenti condotti sugli ultimi 6 bambini che sono risultati positivi alla Mantù in occasione della seconda tornata di accertamenti condotta qualche giorno fa. Di questi 6 bambini, 3 nelle verifiche TAC, quindi con esami complessi, hanno messo in evidenza una situazione polmonare che raccomanda un trattamento con 3 farmaci. Per questi casi è prescritta, quindi ed è obbligatoria, la notifica di tubercolosi. Secondo le linee guida internazionali, l'US2 qualche giorno fa ha ripetuto il test Mantù su 404 bambini e 72 operatori scolastici che erano risultati negativi nella prima tornata. In 3 adulti e 6 alunni è stata riscontrata una positività. Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di diagnosticare la tubercolosi in 3 piccoli. I bambini stanno tutti bene, nel senso che sono totalmente asintomatici, sono seguiti comunque dalla pediatria. In queste prime fasi di terapia chiaramente la pediatria sta attenta alla risposta ai farmaci. Ora scatteranno i controlli previsti anche per i familiari di questi 3 bambini. Gli altri alunni e i 3 adulti risultati positivi alla Mantù saranno avviati a chemioprofilassi, un risultato che non ha particolarmente sorpreso i medici. Noi avevamo preventivato, sulla base anche di altre esperienze, una positività in questa seconda tornata di Mantù dell'1%.
è stata dell'1,5%, perché abbiamo trovato 6 casi su oltre 400 bambini. Quindi è una casistica che conferma l'elevata infettività della maestra caso indice. Gli specialisti sperano ora che con questi ultimi casi si possa concludere l'anno scolastico mettendo un punto definitivo in questa vicenda che per mesi ha impegnato genitori, personale scolastico e medici. Io credo che siamo alle battute finali di questo molto importante focolaio epidemico. Ci siamo ulteriormente confrontati con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Regione anche per questi ultimi casi. Il quadro è ormai chiaro, si tratta di uno dei focolai epidemici più importanti nel nostro paese dell'ultimo decennio. Grave incidente questa mattina in pieno centro a Padova, un pedone è stato travolto dal bus, l'uomo ora in ospedale lotta per la vita. Gravissimo incidente questa mattina, pochi minuti prima delle 9, all'incrocio fra via Trieste e Corso del Popolo a Padova. Un pedone è stato investito da un autobus e sbalzato a terra al centro della strada trafficatissima. Sul posto ambulanze e automedica hanno soccorso il ferito, apparso fin da subito molto grave, tanto che è stato intubato sul posto e poi trasferito d'urgenza al Policlinico. Il 33enne stava attraversando insieme ad altre persone che si sono fermate al sopraggiungere del pullman. Lui invece ha proseguito ed è stato travolto. Pare che il semaforo pedonale fosse rosso in quel momento. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso vista l'ora di punta. Per gestire la viabilità e chiarire le cause ed eventuali responsabilità dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Anche il tram è rimasto fermo per consentire le operazioni di soccorso. Attimi di paura ieri sera intorno alle 22:40 per un principio di incendio all'Hotel Marriott a Saccasessola a Venezia. Un'anomalia elettrica nel controsoffitto sarebbe la causa del rogo che ha costretto ad evacuare la struttura. Una quarantina gli ospiti che sono stati invitati ad uscire hanno assistito alle operazioni di spegnimento. Quando si sono attivati i sistemi antincendio, il personale ha fatto uscire tutti dall'albergo radunandoli nei punti di raccolta. I vigili del fuoco, giunti sul posto con 2 autopompe lagunari, una motobarga e 15 operatori, hanno subito individuato il problema. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con il rientro degli ospiti nella struttura, eccetto nel piano interessato dal problema. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Fotografa un giovane che fa pipì all'interno dei giardinetti di Sant'Andrea in centro a Treviso e viene aggredito da 4 persone, vittima un 28enne trevigiano. Aggredito e insultato da 4 cittadini stranieri che pochi minuti prima aveva immortalato in queste foto che mostrano uno di loro intento a fare pipì all'interno dei giardini di Sant'Andrea in pieno centro a Treviso. Vittima un 28enne trevigiano che ieri pomeriggio stava passeggiando nella zona e di fronte a questa scena, come aveva già fatto in passato, ha estratto il cellulare e ha scattato alcune foto con l'intento poi di farle avere a chi di dovere per denunciare l'ennesimo episodio all'interno dell'area verde, ma stavolta la situazione è degenerata. Questa volta si sono accorti che facevo le foto oppure non lo saranno più alterati magari da quello che avevano bevuto prima, si sono arrabbiati e in 4 mi sono corsi dietro, mi hanno messo all'angolo dicendomi che dovevo assolutamente cancellare le foto che avevo fatto, che ci hanno cercato di prendere il telefono, mi hanno preso per il bavero, mi hanno preso a calci, mi hanno sputato addosso. A quel punto il giovane ha chiamato il 113, ma nonostante gli sia stato comunicato l'arrivo di una volante, i 4 hanno continuato nell'aggressione. Mi hanno detto che cazzo chiami la polizia, bisogna metti giù il telefono. Ho pensato che a un certo punto mi iniziassero a bastonare perché voglio dire, dopo avermi preso, spintonato, preso a calci, non ci voleva tanto, erano in 4. Ha avuto paura? Paura sì, perché ripeto, è la prima volta che mi succede. Se lei non avesse chiamato la polizia magari sarebbe andata peggio. Sicuramente non ci vuole tanto a tirare fuori un coltello a queste persone, a darti una bella coltellata. Io da perdere c'ho molto, loro niente. Nel frattempo sul posto è arrivata la volante, ma i 4 sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nel 28enne ora resta l'amarezza. È una situazione, voglio dire, che va avanti da anni. Con qualsiasi amministrazione, lettere, io ho mandato lettere già altre volte, anche insomma altre persone che conosco hanno inviato lettere di protesta e tutto. L'unica cosa
che si può fare, a quanto pare, è stare zitti. Oggi c'è la paura per quanto subito, ma anche il 28enne si dice pronto a denunciare altre situazioni simili nel caso si trovasse in futuro di fronte alla stessa scena. Io ci penserò su 2 volte, magari cercherò di non farmi vedere e le farò lo stesso, perché secondo me è importante continuare a documentare queste cose. Lunedì prossimo, 3 giugno, i rappresentanti delle categorie economiche di Venezia e Rovigo, il presidente della provincia di Rovigo, 18 sindaci, imprenditori e cittadini manifesteranno a Roma davanti al Ministero del Mezzogiorno. La contestazione nasce dopo le parole del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, che ha dichiarato durante un'intervista di voler istituire le zone economiche speciali anche a Venezia e Rovigo, ma poi, contrariamente a quanto affermato, ha cambiato idea dimostrando di non essere intenzionata a valorizzare quei territori che hanno dimostrato una grande capacità progettuale. Infatti, dal piano industriale elaborato da Confindustria e validato dall'advisor internazionale emerge che nel solo comune di Venezia e nei comuni della provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari ad oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti in una zona economica speciale, potrebbero attivare in 3 anni 2,4 miliardi di euro di investimenti e 26.600 posti di lavoro tra diretti e indiretti, con un gettito fiscale di oltre 850 milioni di euro. Adesso i consigli dei carabinieri di Padova ai commercianti del quartiere padovano dell'Arcella per prevenire furti e spaccate. Gratuitamente si può collegare l'allarme del negozio al 112. Una squadra unita per prevenire furti, spaccate e proteggere i negozi di quartiere. I consigli dei carabinieri e i commercianti sono principalmente 2: illuminare l'esterno e l'interno del negozio anche di notte, ad esempio con fari a LED potenti e poco costosi, e poi collegare i sistemi di allarme e videosorveglianza al 112, il numero di emergenza dell'arma, un'operazione gratuita. L'esempio più diretto è quello di collegare gli allarmi a quelle che sono le nostre centrali operative, è un'operazione gratis che viene fatta con quello che è l'impegno dell'arma e con il numero del 112 a disposizione dei cittadini. Quelle che sono le segnalazioni su una mail che abbiamo dato disponibile per quanto riguarda i furti. Un progetto di vicinanza al territorio che parte dall'Arcella, coinvolgendo commercianti, cittadini e associazioni di categoria. L'Arcella è una specie di laboratorio per quanto riguarda l'impegno. Ci sono diciamo forse quella che è la parte anche più in evoluzione, anche ricca di novità da un punto di vista delle iniziative. Altri consigli: limitare gli oggetti di valore esposti in vetrina, ritirandoli alla sera, evitare di mostrare contemporaneamente più prodotti a più clienti, prestare attenzione a automobili e persone sospette, trasmettendo targa e modello ai carabinieri. L'allarme collegato con la centrale del 112 poi è un grande aiuto. Avere una telecamera con un'angolatura su una strada principale significa prevenire, significa allo stesso tempo anche intervenire in un modo chirurgico, quindi sapendo che cosa si sta cercando, e allo stesso tempo si dirigono così le macchine sul territorio o le pattuglie a piedi dei carabinieri di quartiere per poter arrivare in modo immediato. Infine, agevolare il pagamento con carte di credito, non tenendo in cassa grandi somme, già 1.000 euro sono troppi, e non allontanarsi dalla zona in cui c'è la cassa del negozio. In caso di pericolo non correre mai rischi inutili. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta con la prima uscita ufficiale del neosindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan, e in attesa della nuova giunta il Ponte Vecchio domina la scena politica. Sulla vetta della Torre Antica a Bassano le polemiche sempre quelle sono. La campagna elettorale si era chiusa col ponte, il nuovo corso del sindaco di Bassano si riapre nuovamente con le polemiche sul ponte. I lavori di restauro del ponte in effetti vanno avanti. Le ultime immagini sono quelle del piano di calpestio provvisoriamente rimosso per manutenzione, con un'inedita vista sul Brenta tra le travi. Ma la vera brentana è quella che lancia sul suo social l'ex vice sindaco Roberto Campagnolo, che attacca la sindaco Pavan sui cantieri del ponte. Neppure troppo velatamente Campagnolo manifesta timori che l'atteggiamento della nuova amministrazione contro la precedente ditta Valdanega cambi e diventi improvvisamente morbido, magari a discapito dei soldi che il comune ha incassato per quel contenzioso. L'accusa è di non avere letto le carte, accusa che Pavan rigetta con decisione.
Non me ne curo, le polemiche le lascio agli altri, io sono già al lavoro, oggi sto incontrando tutti i dipendenti comunali, ho cominciato con alcuni servizi uffici e sono al lavoro. Ecco, nello specifico del ponte, la paura che non vengano lette le carte, come fa sapere scrive nero su bianco Campagnolo? Sinceramente svolgo la professione di avvocato da diversi anni e fa parte del mio essere e del mio approccio alle cose proprio leggere le carte, pertanto si deve proprio rasserenare Campagnolo. Quindi lui dice che ci sarà tutta la sua collaborazione se verrà fatto il bene della città. Lei ha intenzione di fare il bene della città? Beh, assolutamente sì, e diversamente da chi mi ha preceduto in maniera trasversale, dialogando con tutti e non solamente con alcune persone. La scelta dell'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici sarà quindi il nodo più delicato per la Giunta. Ci sono vicende del cantiere del ponte, dell'area Santa Chiara, di zone dismesse da riqualificare e della famosa centralina che alcuni vorrebbero innestata nel borgo antico. Ma i cambiamenti si vedono anche da piccole cose. In questo chiostro il sindaco Pavan si è tolto qualche sassolino dalla scarpa perché era stato negato durante la campagna elettorale della precedente amministrazione e il caso ha voluto che per la sua prima uscita si passasse proprio da questo chiostro. Avevamo chiesto anche per la mia presentazione di poterla fare nel chiostro del museo, sinceramente, pertanto è un posto che per me è importante e sono contenta di aver cominciato da qui. A seguire incontrerò tutti gli altri uffici e i dipendenti. Quella del chiostro del museo, un sassolino nella scarpa che si è tolta adesso, diciamo, ci è arrivata dal sindaco. Non ha variato comunque le sorti, quel diniego, e le cose sono andate come dovevano andare. La prima uscita è quindi la Biennale di Incisione e la direttrice dei musei Chiara Casarin forse un importante segnale in vista dell'apprezzamento per il suo lavoro, anche se le ambizioni dell'abile funzionario mirano magari a sedi ancora più importanti, per esempio in Laguna. Quante cose che deve tenere sotto controllo un sindaco. Parliamo adesso del Giro d'Italia, arrivato oggi in Veneto con la tappa che ha visto il traguardo finale a Santa Maria di Sala, carovana rosa che ha attraversato anche la Marca Trevigiana, dove si sono vissuti due momenti difficili. Il primo a Vittorio Veneto, quando alcuni ciclisti in gara sono caduti, coinvolgendo anche uno spettatore rimasto lievemente ferito, poi a Conegliano, dove un uomo ha lanciato una bicicletta che è stata schivata dai ciclisti in testa alla gara prima del passaggio del gruppone. Il responsabile è stato subito individuato e bloccato dagli uomini del commissariato. Domani seconda tappa veneta, la Treviso-San Martino di Castrozza. La 18ª tappa del Giro d'Italia, Val d'Aora Santa Maria di Sala, ha attraversato la Marca Trevigiana. Ecco il gruppo a traguardo volante di Conegliano, dove si sono vissuti attimi di tensione poco prima del passaggio dei ciclisti, quando uno spettatore ha lanciato sul tracciato una bicicletta. Questo è l'unico momento difficile di una giornata di festa colorata di rosa. Da Ponte della Priula, Spresiano, da Paese a Quinto fino a Zero Branco, la Marca ha salutato il passaggio dei ciclisti con l'entusiasmo che caratterizza il Giro d'Italia. Non sono mancati disagi e problemi alla circolazione, con alcuni rallentamenti e code in prossimità degli sbarramenti, come lungo la tangenziale di Treviso in direzione Paese. E domani si replica con la 19ª tappa, partita da Treviso intorno alle 12 e arrivo a San Martino di Castrozza. La sospensione della circolazione avverrà 2 ore prima rispetto alla partenza e quindi il disagio per l'utenza trevigiana è limitato alle ore tra le 11 e l'1 e l'1:30. Lasciata Treviso, il gruppo si sposterà verso l'arrivo a San Martino di Castrozza. Si porterà sulla Pontebana, percorrerà un breve tratto di Pontebana per poi andare verso Valdobbiadene. Conseguentemente i disagi maggiori ci saranno nella zona intorno a Valdobbiadene e ancora più a nord verso il Passo San Boldo, dove è previsto l'uscita dal territorio provinciale per proseguire verso San Martino di Castrozza. La neonatologia di Padova ha aperto oggi un nuovo reparto con 20 nuove culle per i bimbi prematuri. Negli ultimi 20 anni 6.000 neonati prematuri sono sopravvissuti grazie alle cure dei medici della terapia intensiva e patologia neonatale dell'ospedale di Padova. Bimbi talmente piccoli da poter essere tenuti in una mano. Il più piccolo pesava appena 380 grammi. Dopo 5 mesi trascorsi in ospedale è tornato a casa da mamma e papà. Oggi la terapia intensiva neonatale ha aperto un nuovo edificio collegato tramite un ponte all'attuale reparto. Eccole le 20 nuove culle che fanno salire così a 35 le postazioni.
operazioni. Da tempo si attendeva quest'opera, realizzata con una tecnica innovativa e poco invasiva per la vita dell'intero ospedale, in appena 150 giorni per un costo complessivo di 1.800.000 euro. La realtà di Padova infatti è centro hub del Veneto per la neonatologia, in grado di assistere i neonati sotto il 1,5 kg. Negli ultimi anni però il reparto, che accoglie i nati prematuri da tutta la regione, era sempre sovraffollato. Noi abbiamo circa 400 ricoveri e come vi dicevo prima abbiamo 110 bambini al di sotto dei 1.500 grammi, siamo i terzi in Italia come numero di bambini così piccoli, anche perché Padova è centro di riferimento per le gravidanze a rischio, quindi quando c'è una gravidanza a rischio la mamma viene trasportata qui. Ora nella nuova struttura, oltre alle 20 nuove culle, c'è anche una stanza isolata per gli interventi necessari al momento della nascita e una stanza dove i genitori dei piccoli possono stare 24 ore su 24. Nella situazione in cui eravamo prima i genitori purtroppo potevano stare solo poche ore al giorno, adesso con l'ampliamento i genitori faranno parte del reparto e potranno seguire il loro bambino anche tutto il giorno. Soddisfatto il direttore dell'azienda ospedaliera Luciano Flor, questo è il primo passo verso il grande polo della mamma e del bambino che proprio qui nell'area dell'ospedale Giustinianeo dovrebbe sorgere con l'avvento del nuovo polo ospedaliero. È stato annullato dagli organizzatori il concerto di Elton John previsto per stasera all'Arena di Verona a causa di un'influenza che ha colpito l'artista. Gli organizzatori spiegano che si sta verificando la possibilità di riprogrammare lo show ed invitano i possessori dei biglietti per la serata a controllare i siti nelle prossime ore per ottenere maggiori informazioni. In chiusura vi ricordo l'appuntamento con 20:10, in studio Paolo Galeano, rieletto sindaco di Preganziola, e Katia Uberti, neosindaco di Paese. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia e dunque sulle nostre regioni. La giornata di venerdì 31 maggio sarà all'insegna di un tempo decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi. Sul Veneto il sole sarà prevalente e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso ovunque. Tuttavia non si esclude nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile pressoché dappertutto, sarà infatti una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui sarà soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 23 e 24 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci.